qualche minuto ci concedi proprio qualche istante, perché tra qualche minuto nel Salone del Grano ci sarà la presentazione del tuo libro. Io ti faccio una domanda. Allora, Marco Malvadi, io ho visto tutti i film del Delitto del Barlume, quindi quella è la parte, diciamo così, più facile da conoscere. Un po' più complicata forse per certi versi, soprattutto per te probabilmente ad averlo creato, il libro che vai a presentare, Oscure Celeste. Di che cosa ci parla questo libro? Beh, allora, Oscure Celeste è ambientato in una situazione che conosciamo. C'è la pandemia, le persone sono chiuse in casa, non possono uscire e ci sono delle guerre in corso in Europa. C'è solo un piccolo particolare, siamo nel 1630. La storia e il protagonista è uno molto conosciuto. Esatto, è il signor Galileo Galilei da Pisa, figlio di Vincenzo, quindi mio conterraneo. E Galileo Galilei aveva 2 figlie che aveva mandato monache, come si usava all'epoca per insufficienza di dote, nel vicino monastero. E aveva un problema da risolvere, perché in questo stesso monastero, dove si sta male, dove si sta molto male, in più una suora viene uccisa. Non sveliamo niente, appunto la cosa succede quasi subito, e nel frattempo Galileo ha un altro problema: deve pubblicare un libretto, si intitola Il dialogo sopra i 2 massimi sistemi. Sì, proprio una lettura da ombrellone. Esattamente, sì, certo. E deve stare attento perché l'imperatore vuole questo libro, il Papa vuole questo libro, il Papa non ha capito benissimo cosa ci sia scritto dentro questo libro, e lui deve, diciamo, barcamenarsi, usiamo questa parola qui, per tentare di portare a casa il risultato. Tu dici c'era quel piccolo particolare per cui in realtà lui avanzava l'ipotesi che non fosse la Terra al centro dell'universo, bensì il Sole. Esatto, e questo non era proprio accettato da tutti all'epoca. Ma neanche da nessuno proprio. Quindi sta cosa, lui fa una cosa bellissima, ottiene l'imprimatur, cioè il visto si stampi a Roma, poi, siccome c'è la peste, fa spostare la stampa a Firenze. Così non la controlla. Esatto, così l'imprimatur viene dato a un libro che ancora non esiste. Questo mette, insomma, c'è qualcuno, c'è questo padre Riccardi, detto il padre mostro, che è un pochino sulle spine, perché appunto sta per essere pubblicato un libro del più grande scienziato della cristianità e probabilmente ci sono scritte cose che non vanno bene. Ecco, però col timbro della Chiesa Cattolica sopra. In effetti, tra l'altro, poi gli è costata pochissimo questa cosa. Un buffetto sulla guancia. C'è da dire che però sono stati molto, molto lungimiranti e nel 1979 hanno accettato, diciamo così, che ci ha messo un attimo. Hanno bisogno. Sì, questa a volte capita. Diciamo, gli errori, va detto che i tempi della Chiesa spesso sono universali, quindi c'è stato un anno di Plutone, ma un anno indeed. Ti chiedo una cosa, rispetto alla contemporaneità appunto dei Delitti del Barlume, rimaniamo comunque nell'ambito del giallo, creare un romanzo storico quanto è più complicato, tra l'altro facendo riferimento alla cronaca vera e propria, quella conosciuta, e naturalmente completarla con gli elementi della fantasia? No, è più complicato, ma è più divertente. È più complicato perché se trovi una notizia storica non la puoi ignorare, non puoi far finta che i personaggi siano ancora vivi quando sono morti o viceversa, però studiare la storia ti dà degli spunti in continuazione, perché noi un certo tipo di storia magari l'abbiamo studiata al liceo per sommi capi, non abbiamo letto i documenti veri, non abbiamo visto le patenti, non abbiamo visto le ricette con cui si fumigavano le lettere all'epoca della peste, per cui a volte andavano bruciate, oppure me ha stupito per esempio scoprire che all'epoca della peste il chirurgo del lazzaretto guadagnava 13 scudi al mese, il confessore 20. Cioè, ti dà un'idea, no? Del posto in cui vivi. Delle priorità. Dell'importanza. E questo chiaramente accende tutta una serie di possibilità. E l'altra sono appunto le concordanze. Cioè, noi un tempo, quando c'era la pandemia, noleggiavamo il cane ai nostri amici per andare a fare la passeggiata, tiravamo fuori la tuta per far vedere che ci allenavamo per maratone improbabili. All'epoca, siccome erano i religiosi, quelli che potevano uscire di casa per dare conforto agli ammalati, la gente cosa pregavano faceva? tutti. No, si facevano il saio. Prendevano il tele di Utah, il cordone della tenda e via. Ce l'abbiamo proprio dentro. E questo è bellissimo. L'evoluzione umana è molto più lenta della storia.
Allora, non ti faccio la domanda, diventerà anche una sceneggiatura televisiva come I delitti del barlume, ma ti faccio invece una domanda, visto che tra l'altro sono stato in vacanza a Pineta l'anno scorso, lì dove si svolgono le storie del barlume. Quando hai scritto i personaggi del libro, te li immaginavi così poi come li hai visti in televisione, Timi e gli altri? No, ma Okay. no, tranne uno. Okay. Perché allora ce n'erano due che uno, vabbè, Carlo Monni che ha impersonato Sì. Ampelio nella prima serie, che Sì. è un attore toscano di riferimento, ma la cosa bella è questa. Io per pensare a Pilade del Tacca mi immaginavo e mi riferivo a un attore di teatro vernacolare pisano che si chiama Athos Davini, che è come dire Bud Spencer. Okay. Per un pisano è come proprio Jimmy Bragaglia. Sì, sì. è uno di quelli che ti ha regalato un'infanzia felice. Ok. Anni dopo vado nello studio del produttore e vedo che per interpretare Pilade del Tacca è stato preso Athos Davini, cioè la persona a cui io mi ispiravo per Pilade del Tacca. meraviglioso. Non è possibile. No, vabbè, allora guarda, strepitoso. Grazie per essere stato con noi, grazie di cuore, ti lasciamo la presentazione, Grazie. ti abbiamo rubato un po' di Marco, tempo. che effetto ti fa essere qui a Rovigo Racconta? È bello perché comunque uno non si immagina mai, cioè uno ha l'impressione che le cose che scrive vengano lette da persone che conosce e andare in un contesto completamente diverso, in un posto che non conosci. Dove hai il tuo hai pubblico occasione che ti di segue. e trovare delle persone che è abbastanza, cioè, tutte le volte è abbastanza sconcertante. E poi ora mi faccio un giro per Rovigo perché... insomma, Perché merita. Perché sì, merita, sì. sembra proprio di sì. Grazie ancora per Grazie, essere stato con Marco. noi, grazie Grazie di a cuore. voi. Andiamo avanti con la musica di Delta Radio, poi insieme fino a 12:30.